Tra i fondi danteschi più significativi per originalità e per consistenza, conservati dalla Biblioteca Civica, figura la raccolta proveniente dalla donazione di Jacopo Ferrazzi, importante figura di studioso e scrittore, di cui la biblioteca conserva la collezione dei libri e un vastissimo epistolario. Nato a Cartigliano il 19 marzo 1813, Ferrazzi entrò in seminario a 10 anni e fu ordinato sacerdote nel 1835. Per 40 anni si dedicò allo studio dei grandi poeti della nostra letteratura, cui dedicò dei compendi biografici. Tra il 1865 e il 1877 videro la luce, a Bassano, i 5 volumi del Manuale Dantesco, un'immensa enciclopedia delle più svariate notizie sull'opera dantesca, assemblate senza chiari criteri, ma tuttavia utili per consultazione e studio. La collezione dantesca, composta in 237 opere, divisa in 332 volumi e 1403 opuscoli, comprende anche la splendida collezione di Agostino Fapanni, acquisita da Ferrazzi alla morte dell'agronomo e storico trevigiano. Oltre agli scritti, vi sono anche alcuni oggetti, come una maschera di Dante, una testa di Dante in marmo scolpita e fissata su supporto ligneo, una riproduzione in gesso della statua che lo scultore Ugo Zannoni aveva scolpito a Verona per il monumento in onore del sommo poeta, e 18 cornici dorate di varie misure, contenenti diplomi, disegni di soggetti danteschi, ritratti di Dante, di monumenti commemorativi in fotografia e in litografia. In mostra è presente anche un bellissimo disegno che riguarda la cantica del Paradiso della Divina Commedia, probabilmente attribuibile all'artista tedesco Karl Vogel, con il quale Ferrazzi aveva avuto diversi contatti, come è stato riscontrato dalla corrispondenza tra i due all'interno dell'epistolario.